Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro. Nella nostra ricerca degli artisti dei presepi siamo con Lodovico Antico. Bellissimo questo presepe. Innanzitutto, quanto tempo ci ha messo a farlo? 2 mesi. 2 mesi, Circa 2 mesi. di lavoro intenso. Sì. Allora, è un presepe imponente, nel senso che sono 2,5 metri per 2,5 metri, e ci diceva che lo fa ogni anno però ci mette una modifica, lo fa diverso. Quest'anno qualche modifica ha fatto in particolare? Ho cambiato le case, l'anno scorso erano case del nostro paese, quest'anno invece sul tema arabo, siamo dove è nato Gesù. Ecco, noi stiamo scorrendo le immagini di questo presepe, le palme le ha fatte lei, tutte le case, tutto il... E anche i signori re magi qua. Ah sì, I re magi, i cammelli. i camelli sono fatti in casa? Sì, i cammelli sono fatti in casa. Allora, che dire, innanzitutto complimenti, perché non è facile fare un presepe di questo tipo, e qualcuno ha suggerito ci metta un telo sopra e il prossimo anno lo trovo ancora uguale, però lei si è indignato di questo suggerimento, perché ha detto io ogni anno lo faccio più bello e diverso. È diverso, sì. Quelli che hanno visto l'anno scorso, che sono già 40 persone che sono venute a vederlo, mi hanno detto che quest'anno è ancora più bello. E quindi, oltre alle nostre immagini, se qualcuno volesse vedere il suo presepe può venire a vederlo? Sì, certamente. Lei si trova a Portoviro, in che via? Via Giuseppe Mazzini 48B. Allora, Lodovico, innanzitutto complimenti. Grazie. Bellissima opera, la annoveriamo tra gli artisti del presepe del nostro territorio. Sentiamo in sottofondo, non sono animali della sua casa, ma sono proprio gli effetti speciali di questo presepe. Complimenti veramente. Grazie. In the air, everyone